La pioggia battente non ha fermato i manifestanti che questo pomeriggio hanno partecipato alla vivace protesta contro il rigassificatore che Gas Natural vorrebbe realizzare a Zaule. A pochi metri, ma ne parleremo dopo, il Consiglio Comunale straordinario sull'emergenza lavoro, cui ha partecipato il Presidente della Regione Tondo, che ha definito legittima la protesta. Da registrare sull'argomento un duro scambio d'accuse tra lo stesso Tondo da una parte e dall'altra la segretaria del PD Serracchiani e il sindaco di Trieste Cosolini. Tondo ha chiesto alla Serracchiani dove e quando avrebbe espresso la sua contrarietà al progetto nato peraltro sotto la giunta Illy. Per Cosolini è buffo che chi governa da 4 anni e mezzo chiami ora in causa chi c'era prima. Ma vediamo la protesta ora nel servizio di Alessandra Solarino. Non voglio il rigassificatore, assolutamente. A questo Consiglio Comunale non mi lasciano entrare. Sono una cittadina italiana, sono triestina, pago le tasse, il comune è mio. Ci fermeranno 4 gocce d'acqua, queste sono questioni importanti che vanno risolte subito, immediatamente. Sono in tanti sotto il palazzo del comune di Trieste. La postura parla di 300 manifestanti contro il progetto del rigassificatore di Zaule. Non li ferma la pioggia battente, chiedono di entrare nella sala del Consiglio. Vogliono parlare con il governatore Renzo Tondo, che sta partecipando ad una seduta straordinaria sui temi dell'occupazione, e sapere perché la Regione, nonostante il parere contrario di Comune e Provincia, ha concesso l'autorizzazione integrata ambientale. Veniamo dal Friuli, siamo del Comitato per la Vita del Friuli Rurale, che da anni sta combattendo contro le speculazioni dei piani energetici locali imposti nelle trattorie romane a un Tondo che va a ricevere ordini e che vende la nostra autonomia. Stamattina a Roma, al Ministero per lo Sviluppo Economico, si è tenuto un tavolo tecnico organizzato dal Ministero di Corrado Passera per ascoltare i pareri degli enti locali coinvolti. Presenti gli assessori all'ambiente di Provincia e Comune di Trieste, Zolli e Laureni, assente invece un rappresentante della Regione.